In questi anni l'ULSS numero 4, in linea con questi dettami, in linea con quello che chiedeva la conferenza dei sindaci, c'hai ragione Lanaro, io ti do ragione, il riparto non va bene, però non l'ho mica fatto io, l'ha fatto la quinta commissione consiliare. Non starò così inelegante dall'elencare i componenti della quinta commissione consiliare, ma c'è qualcuno a cui ci si può rivolgere, ritenendo che quello che fa la giunta non va bene e quello che fa il consiglio invece è assolutamente meritorio. Ma mi fermo qua, perché ieri mi hanno accusato di aver paragonato il consiglio regionale del Veneto all'assemblea legislativa del Congo, per cui mi fermo. Dico che non va bene, che hai ragione, che chi ha i meriti dovrebbe veder riconosciuti i suoi meriti, e questo credo che sia vero non soltanto per la ULSS 4. La ULSS 4 in questi anni ha sviluppato e dato consistenza all'integrazione sociosanitaria, ha valorizzato il ruolo del medico di famiglia, ha progettato e avviato per prima nuove forme di cooperazione tra i medici, ha investito con eccellenti risultati nello screening e soprattutto nella prevenzione, costituendo un esempio per tutta la regione. Ha creato nel territorio una rete articolata di servizi per l'anziano, il disabile e il malato di mente. Ha ottenuto il più basso tasso di ospedalizzazione dell'intero Veneto, la miglior spesa farmaceutica per abitante della regione, il miglior rapporto per abitante per prestazioni specialistiche. Meglio di così era raro fare, altro che tagliare gli stipendi dei manager. Qui dovremo moltiplicarlo. Con un territorio che funzionava, tutto questo straordinario risultato, tutta questa opera di questi anni poteva risultare vanificata, inutile, sprecata. Sprecata se non si fosse capito che tutto questo doveva essere messo in relazione con un ospedale unico e non diviso, moderno, efficiente, in forte integrazione con le cure primarie che si effettuano sul territorio, totalmente flessibile dal punto di vista organizzativo, finalmente adeguato a gestire i problemi dell'emergenza e dell'urgenza. Tutto questo ci si accinse a fare dopo averlo correttamente esposto all'assemblea dei sindaci. Sono solito dire che quando ci sono i giorni di festa un prosecco, un tramezzino non lo si nega a nessuno. Sono andato, prima di iniziare questa simpatica cerimonia, a vedere se c'erano prosecco e tramezzini giusti per tutti. Posso assicurarvi che ci sono, ma qualcuno, per Dio, dovrebbe come minimo chiedere scusa. Scusa per i comitati che si sono costituiti, scusa per gli studi di consulenza salatamente pagati col contributo dei suoi cittadini. Dibattiti coordinati da esperti, guarda caso chiamati da regioni vicine dello stesso segno politico, ricorsi contro gli atti della giunta regionale, ricorsi contro gli atti dell'azienda sociosanitaria. Vabbè, finiamola lì, consoliamoci col fatto che quando si vince una partita dopo tanto tempo, quando la regione prevale, quando si vince con fatica, con sofferenza, chi vince gode 2 volte e chi perde soffre il doppio. Alla fine quindi ce l'abbiamo fatta e oggi parte il nuovo ospedale. Oggi comincia un qualcosa che deve durare meno come costruzione del record, deve battere pure un record, quello di realizzazione di un ospedale, e sarà inferiore ai 4 anni dell'ospedale di Mestre, perché io sono in grado di darvi un appuntamento di nuovo qui a festeggiare assieme con prosecco, tramezzini e questa volta anche champagne, la costruzione del nuovo bellissimo ospedale in linea con i parametri che il mondo ci chiede, in linea con i parametri che l'Europa detta come esempi di buona sanità, perché questa del Veneto è storia di buona sanità e questa del Veneto è storia anche di buona amministrazione, di buon governo del territorio, di bravi amministratori, di gente che sa sacrificarsi e che è capace persino della summa politica, guardare al di là del proprio mandato. Passiamo ora alla cerimonia di posa della prima pietra.
officerà la benedizione Monsignor Ludovico Furian,